giuria mettete a verbale. Tu cosa hai da dire? I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Look him intuition, play the cards and speak to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I'll get him hard, show him what I got. I'll get him hard, show him what I got. Eccoci qua, sono tornato di nuovo con la voce. La Šempola i lahko predstavlja pustnih povorkah z vozom Hvala delu in spodbudi mladih, ki so začeli z delom že v oktobru, seveda so jim sčasoma še vsi ostali in ostale priskočili na pomoč pri vozu in za kostume, ki kot ponavadi niso naročeni po internetu, temveč so od zamisli do končne izvedbe ustvarjeni od članic in članov pustne skupine. Vediamo velocemente, perché hanno fatto una presentazione molto lunga, anche la versione in italiano della presentazione del gruppo del carro di San Pelagio. San Pelagio nel paese delle meraviglie. Dunque di loro stessi dicono gli amici di San Pelagio che l'ispirazione per il tema del carro è loro venuta dalla favola Alice nel paese delle meraviglie. Viviamo in un periodo dove abbiamo materialmente di tutto, telefoni super intelligenti, computer ultramoderni che ci collegano con tutte le parti del mondo. Viviamo e corriamo ogni giorno a 100 all'ora in un mondo virtuale dove al di fuori appare tutto perfetto. Cliccando un mi piace sui social pensiamo che abbiamo trovato dei veri amici e che abbiamo contribuito a risolvere i problemi della società. Però non troviamo il tempo per avere un vero contatto a tu per tu con le persone, non troviamo il tempo per poter sognare.
ameriški avto, ja, vidimo, da vrtevi so izvrstni plesalci, to nas razveseljuje. Upam, da bodo tako plesali tudi v šatoru. Il carro che ha a seguito ben 200 maschere che ci faranno divertire e dunque è il gruppo in assoluto il più numeroso che abbiamo mai avuto qui a Savoia Risotto. Ker so mi dali daljšo prijavljanje, primakuje nam čarovnost čudežne dežele. V Šempolaju smo se odločili, da spremenimo to stanje, tako da ustvarimo novo čudežno deželo in vstopimo, se podamo vanjo. To je dežela krasnih, živih barv, dežela, kjer vsakdo lahko malo postoji in občuduje lepe dišeče rože. Tu vsak ima dovolj časa za sanjarjenje, dovolj časa za pogovor, dovolj časa za smeh in zabavo v dobri družbi med dobrimi, veselimi ljudmi. Tudi letos se pozna skupina